Ora le faccio una domanda sulla sua sindacatura ad Aragona, ecco come va? Guardi, la mia sindacatura sta andando bene, devo dire che oggi Aragona ha 12 cantieri aperti, dalle chiese al Palazzo Principe che a breve ridaremo dopo 30 anni di chiusura la possibilità di fruizione a tutti i cittadini e turisti che arriveranno, alle scuole, alle palestre, all'asilo nido. Quindi abbiamo quasi 15 milioni di euro di cantieri iniziati, stiamo lavorando sulle progettazioni del PNRR, abbiamo già presentato 3 progetti, un progetto per la riqualificazione del centro urbano, un progetto per l'efficientamento energetico del palazzo di città e un altro progetto per la sistemazione della scalinata Chiarelli che diciamo si trova nel pieno centro della Piazza Umberto, della Chiesa del Rosario, del Palazzo Principe e della Chiesa Madre. Vogliamo puntare anche sul turismo, ma sul turismo si ci punta se ci sono le infrastrutture, se ci sono servizi che funzionano. Io spero da qua a qualche anno di poter inaugurare il completamento di tutte queste strutture e iniziare ad avere un paese, devo dire io, normale. Il default è già alle spalle? Il default è già alle spalle, abbiamo avuto approvato il bilancio riequilibrato da parte del Ministero dell'Interno, da qua a un mese andremo a fare il primo consuntivo del 2017 e a scalata andremo ad approvare tutti i bilanci. Comunque il bilancio comunale di Aragona è stato risanato, le imprese vengono pagate regolarmente, a differenza che quando sono entrato come sindaco nel 2017 c'erano difficoltà a pagare gli stipendi e le imprese non volevano fare i lavori perché non sapevano quanto venivano pagati. Oggi paghiamo regolarmente le imprese, quindi le imprese pagano regolarmente i dipendenti e devo dire i servizi sono... Un finanziamento in arrivo, ho saputo, anche per lo sviluppo, la promozione del territorio? Sì, abbiamo presentato dei progetti sia per l'APA digitale che per lo sviluppo del territorio e a breve abbiamo avuto notizie che saranno finanziati. Come abbiamo avuto notizie che questo l'abbiamo ceduto ad AICA il progetto e diciamo che in una prima scrematura un progetto di 15 milioni di euro di fognature è stato superato, quindi ora andrà al Ministero e spero che venga finanziato e quindi andremo a chiudere l'anello di tutta la fognatura di Aragona e quindi la sistemazione di tutta quella che è la rete fognaria e il depuratore della città.